No, I'm not a writer. Buon stracarico di stress, ho detto devo andare a isolarmi in montagna, vado a finire di grattare il camper. Sono andato a prendere il CP, guarda che bravo che aspetta al cancello perché le ho insegnato che non si passa la linea del cancello. Guarda che bravo CP. Lei aspetta che io le dica di venire su. CP, andiamo. Guarda, che spettacolo, guarda. E va in tal suo posto. Ma quanto brava sei, porca puttana, io non ho mai visto un cane così bravo, Un cane così bravo, guarda, guarda. Dove trovo un cane così io? Mamma mia, sto cane, sto CP. Putanella, dai che andiamo. Vieni davanti, al posto davanti, dai. Opla e uno e dopo vai nel tuo adesso. Ok, dai, via. Mi ero fermato un attimo al distributore, no? Dove, la parte dove c'era il gas, no? Che c'era l'ombra, mi sono messo lì. E arriva un ragazzo che ci lavora, è un africano, no? E mi fa, vabbè, se qualcosa, ho detto no, guarda, sto solo all'ombra. Ah sì, bravo. Simpaticissimo il tipo, veramente. Insomma, alla fine faccio prendere via e fa, no, dove vai che fa caldo? Sta qua, sta buono, sta ziolto. Aspetta. Insomma, mi ha raccontato un po' del suo paesino, dove viveva, nel West Africa, dove vicino al mare, no? E mi raccontava poi degli animali, perché sai, io ho sempre la fissa agli animali, no? Allora io subito con le giraffe, i leoni, dicevo, ma non avete paura? No, perché comunque le case sono recintate, quindi insomma uno può stare fuori tranquillamente. E stavo un attimo pensando, analizzando, come sempre, a me stesso, il mondo, no? Del fatto che da quando sono potenzialmente anche un po' zingaro, cioè un po' parte del mondo, dico potenzialmente perché causa fidanzata sono comunque rimasto lì ancorato in Veneto, però ho rivisto in quel ragazzo un altro Yuri, cioè un altro me, e di questo ragazzo che prende, va a vivere distante casa, lavora, ed è quello che mi preoccupa e continua a preoccupare di tutto questo razzismo che sento, perché il razzismo è un pensiero senza senso e quindi io penso sempre dentro di me, ma se la mente umana oggigiorno produce in continuazione pensieri di questo livello senza senso, dove mai possiamo andare? Certo, è da ben interpretare le mie parole, perché al giorno d'oggi ancora non si è capito, dopo migliaia di anni, ancora la differenza tra razzismo e buonismo, anche perché io credo che il buonismo, quello insensato, sia comunque parte del razzismo, perché tu non puoi difendere delle persone, dei grandissimi delinquenti solo perché sono di colore, cioè sei un deficiente, sei un razzista, così come non puoi parlare male o pensare male di una qualsiasi persona solo perché è di colore, sei un razzista, sei un deficiente, un ignorante, uno stupido, perché non ha senso. Cioè io il mio CP gli voglio bene uguale, che era color marrone, tigrato o bianco o vero CP o color schito, sempre il mio CP era, cioè sempre quello era, capisci? Ed è quello l'eterna confusione che porta anche noi italiani, uno dei popoli più stupidi e ignoranti del mondo, a litigare fra di noi, perché ci sono quelli contro i neri e quelli a favore dei neri. La maggior parte, entrambe le categorie, ti posso assicurare che sono nel torto. Proprio per il discorso che facevamo prima, no? Cioè, l'eccessivo buonismo è veramente una cosa insensata, pericolosa, che va oltremodo ad alimentare poi anche il razzismo che già c'è, perché giustamente poi quella parte di delinquenti che sono di colore, il razzista li vede anche difesi e dice e va un po' in panico, no? Va un po' in una sorta di difesa e aumenta ancora di più i suoi attacchi, perché così funziona la mente umana, ragazzi, c'è poco a girarci attorno. Bellissima sta casa, guarda là, è tipo la casetta delle streghe, hai visto? Con la cosa, la testina, ciao capo, saluti, con la testa là, tutta strana. E niente, io adoro la mia vita, ma non tanto la vita, ma il modo di percepirla, di viverla.
percepisci la vita in un modo nuovo, di conseguenza te la crei poi, no? Te la vivi, te la gestisci con questo nuovo modo, con questo nuovo occhio, con questa nuova percezione. Aspetta, perché devo anche, oltre a sparare le mie minchiate, devo anche guardare la strada, capisci? E per me fermarsi lì a chiacchierare un po' del mondo, di come va, perché dopo ho parlato insomma un po' anche di me, della mia storia, della Scozia, con questo ragazzo africano che in fondo tutti temono. Cazzo, sono entrato in autostrada. Mi fa sentire parte del mondo, cioè non contro il mondo, perché sentirsi contro il mondo in qualche modo ti fa sentire anche vulnerabile, e questa è un'altra cosa che io adoro, l'invulnerabilità. Un po' in secca. Mamma mia, che bella giornata, ragazzo, che bello. L'aria è anche buona, cioè non è affusa come da noi, cioè il sole batte ma si respira bene. Nel caso in cui dovesse essere proprio caldissimo, lì abbiamo sia l'acqua, il rubinetto dell'acqua, che soprattutto il torrente. Cioè, ovviamente, ragazzi, mi butto là con CP nel basso, ovviamente, non nell'alto dove c'è la corrente forte, e ci buttiamo là a squacquarazzarsi. Buongiorno Italia, mamma mia, non ti ho raccontato quello che c'è in mezzo. Allora, oggi stucco metallico, induritore, no, le chiavi non c'entra niente. E andiamo intanto a coprire i buchi con lo stucco metallico. Come funziona? Tu dentro al buco gli spalmi dentro questa cremina, no? Che col sole si solidifica subito, e dopodiché gliela schiacci e gliela spalmi bene. Poi tutto il superfluo con la carta vetrata o altro glielo togli via, serve a penetrare i buchi e a coprirli bene, no? In modo che dopo sia tutto bello isolato. Adesso ecco, perfino qua GoPro riesco a fare ste robe. Wow, che bravo Yuri, grazie. E non ci arrivo, è perché mi ha fatto basso che volta. Porco cane. Un altro po' dopo una grattatina con la scala. Questi sono tutti benino. Oh, ne ho altri due qua. Meglio coprire anche quelli. E spalmi un po' qua e si sta già indurendo, accidenti, bisogna muoversi un pochino. Per carità, gli ho già messo io il sigillante dentro, però non è quello metallico, no? Non è lo stucco metallico, che va bene lo stesso, però lo stucco metallico è decisamente migliore questo tipo di lavori. Eccola, in modo che non fa passare l'acqua dopo, no? Ho fatto poi anche un po', vedi il paraurti, che qua c'era la crepa, riempito con questo, poi va data una rigrattatina quando è duro e poi si può verniciare. Porca troia. Guarda in alto che simpatico colore ha fatto il poliuretano, cioè sembra verde diarrea di piccione. In realtà no, è il poliuretano. Certo che lavorare in queste condizioni con le zanzare ti si appendono in tutti i modi, cioè sviluppa l'arte della bestemmia, proprio una roba incredibile. Mamma mia. Io solo dargli una grattatina, sudare e dopo verniciare. Però è ancora mollo, no? E oggi è venerdì, domani è sabato, domani vado a vedere il camper nuovo. Perché? Pensavi te lo dicessi, no? Guarda, aspettiamo un po', perché volevo fare un bel discorsetto, una cosa molto particolare, molto importante, quindi no, aspettiamo il momento giusto. Adesso non ho l'estro di parlarne bene. E adesso invece, mamma mia Yuri, che razza di video stai facendo? Che schifo! Porta pazienza, dai, adesso devo fare i mestieri, adesso devo tagliare le figurine qua da appendere là. Guarda che cacchio figata, guarda che roba, tutta la parete rovinata, guarda che bello. Guarda, che adesso è scuro, vabbè, è sempre scuro qua in questo canale, porca troia, invece di essere un canale scurile è un canale scuro. Fatto sta che siamo a luglio, i soliti 30 gradi, sai, l'affa, l'umidità. Io ho appena fatto una bella doccia e ho i miei due ventilatori accesi, neanche puntati, quindi tra l'altro adesso sono al minimo e non erano neanche puntati verso di me. Eccola. E adesso, che roba, altro che climatizzatore. Guarda qua, guarda questo qua che me lo appendo sempre ovunque, che è una roba incredible. E st'altro che giustamente anche questo funziona e fanno il suo dovere in maniera
incredibile. No, va proprio bene, veramente. Sì, il frighetto che mi è tornato, sì. Adesso vedi è un po' più esterno, vabbè non si nota, però è abbastanza più esterno, a me va benissimo, perché comunque quando lo aprivi si vedeva sotto una parte di come si dice, di parquet qua tagliata male, diciamo. Ma soprattutto non mi tocca la parete, quindi non mi va a fuoco il camper, perché sai mi stava bruciando la parete del camper da come me l'avevano montato gli altri prima, il multistore di Jesolo, porca miseria. Vabbè, quindi non sono morto, ho rischiato la vita, ma non sono morto. Il frigo nuovo, cioè il frigo riparato adesso ce l'ho. E toccavano i cassetti, però sono stati molto gentili, quelli del GA Service mi hanno tagliato qua, quindi il cassetto adesso si apre. Oh, comunque, fantastico. Vero. Allora, tu intanto sei appoggiato sopra due miei CD della Scozia che mi ha portato mio papà l'altra sera, che in teoria forse li dovrei avere foto e video di quelli che avevo perso, però con calma, una robetta alla volta, quindi adesso sto finendo qua, no? C'è stato tra le mille sfighe il boiler che non funzionava più, e è stato il motivo, diciamo, per cui ho detto basta, mi ero rotto i coglioni, vado a vedere un altro camper. Il camper vado a vederlo lo stesso, però diciamo che tu dici ma solo per un boiler, no, effettivamente si è rotto un pezzo che costa 30 euro, che devo ordinarlo domani sera, però come manodopera un sacco di ore per cambiare quel pezzo lì, e quindi preventivato 500 euro, capisci? Ho detto cazzo, ogni volta 500 qua, 500 di là, ho detto ma vaffanculo anche al camper. Allora mi sono preso io, ho detto vabbè, mi ordino il pezzo, mi arrangio, me lo monto, cioè tanto cioè voglio dire, al massimo resto senza, cioè nel senso, hai capito, non c'è nulla da perdere, ho già smontato e rimontato da solo una 500, quindi voglio dire. E niente, alla fine il camper ha sentito, ha detto cazzo, mi mette le corna, va a prendersi un altro camperino, uno di quelli fai moderni e tutto quanto, e niente, ha ripreso di funzionare così da solo, una roba incredibile, pazzesco. Comunque il pezzo che si era rotto è la fiammella di comando, che adesso ha ripreso a funzionare. L'ho già usato 3 volte, ho fatto anche la doccia, perfetto, quindi va bene così. Sì, diciamo che è stato un po' un momento un po' di confusione, no? Nella mia vita, anche se possono sembrare cazzate, cose materiali, in realtà non lo sono, perché questo camper, come tu sai, per me ha un grandissimo valore, non tanto il camper come cosa materiale, ma il fatto di essere libero da finanziamenti e comunque cose che ti comportano dei costi continui, tipo bollette, tasse, eccetera. Comunque anche quella è una sorta di finanziamento, nel senso di peso, no? Che grava nella tua vita. E così io col mio camper l'ho sempre amato, perché mi dà questa leggerezza. Cioè, succede qualcosa e io i miei 2 soldini in banca ce li ho. Cosa il mio camper, la mia casa ce li ho, quindi costi quasi a zero. Hai capito? Cioè, tipo dici perdi il lavoro, che cazzo ne so, o devi trasferirti per motivi X da qualsiasi altra parte. È tutto molto più facile, vedi? D'altro canto, poi sai com'è, insomma, un po' come i bambini che vedono il giocattolo nuovo, tu vedi i camper che ci sono adesso e effettivamente da panico, cioè camper, ragazzi, sono delle cose indescrivibili, cioè gli interni pazzeschi, doppio pavimento, coi bentati e non hanno legno nelle pareti, e il frigo grande come quello a casa, e la doccia separata, e tutta in vetroresina bianca, bella, sei isolata, facile da pulire, con tutti i portasciampi e tutto quanto, poi cioè, ti viene la voglia. Però ti dico, il più economico di quei camper lì è 50.000 euro, e passare da un camper come il mio a uno di quelli certo è un bel salto. Passare dal camper come il mio a uno da 20-30.000 euro, sinceramente dico no, sono soldi buttati, cioè piuttosto tengo il mio, ecco, quello intendo. Se devo andare a rovinarmi, mi rovino tanto, ma per una cosa spettacolare, cioè una cosa che veramente mi piace un casino, no? Cioè non una cosa, per carità, bella, ma per la quale in qualche modo io mi accontento, no, assolutamente. Perché non è facile, gli sto mettendo anche tutti belli sotto la guarnizione in modo che venga una cosa
tac, mollami il dito, cangaro, carina, eccolo qua, che bello. Che poi c'è gente che mi direbbe, sai, anche adesso che sto rifacendo i bordi della finestra, eccetera, ma chi te lo fa fare, eccetera, no? Ma in realtà, cioè, questo per me è un hobby, no? Cioè, c'è chi si fa i modellini, chi si fa gli aeroplanini e io mi faccio il mio camper, no? Che è la Yuri Mobile 2. Guardate che colori oggi, eh?